Per fortuna appunto questo caso è stato risolto, anche se devo dire come sindaco, come mamma anche e come donna sono davvero indignata che questi fatti possano ancora accadere. Per fortuna appunto i nostri carabinieri l'hanno trovato ed è stato portato in carcere. Io sono vicina a queste ragazze e alle loro famiglie perché questi episodi segnano profondamente la vita di una donna. Da un lato la fine di settimane angoscianti, dall'altro la consapevolezza che certe ferite non si rimarginano. Ombretta Basso, sindaco di Riese, guarda alle vittime. Noi abbiamo un supporto psicologico per le donne, proprio il centro donna, e c'è sempre, ogni 15 giorni c'è la possibilità di entrare qui e trovare uno psicologo, una donna che ti dà supporto per qualsiasi difficoltà. In questo caso a maggior ragione loro possono usufruire dei nostri servizi. Per il resto, dice la sindaca, bisogna investire sull'educazione nelle scuole e sulla sensibilizzazione a 360 gradi, mentre per lo psicoterapeuta castellano Mirko Casteller servono decisioni più nette. Se è un caso singolo si può tentare con un percorso riabilitativo di intervenire, ma quando si realizzano più volte o tentano più volte, spesso sono soggetti anche che determinano forme pulsionali di impotenza, quindi però vanno trattati totalmente, a mio avviso, con una forma di castrazione chimica. Un metodo efficace, assicura Casteller, capace di inibire le pulsioni più estreme. Va a incidere direttamente con la produzione ormonale, che è una produzione deviata e attrattiva verso forme pulsionali estreme nei confronti delle figure, in questo caso femminili, bambine, vere e proprie bambine. Che nel 90% dei casi questi soggetti sono soggetti, contrariamente a quanto si pensi, molto deboli sessualmente, quasi indifesi sessualmente, e proprio per questo vanno trattati come forme maniacali, ossessive e compulsive, anestetizzandone di fatto le reazioni collaterali.